Un viaggio lungo un anno, si è partiti dal punto più basso per giungere oggi attraverso 1000 difficoltà a giocare per la storia. La Real Normanna ha acceso la passione di tutta una città, quella di Aversa, che oggi può spegnere le luci dei sogni e accendere quelle della realtà, quelle che possono significare Serie D. Buon pomeriggio amici della Real Normanna, un saluto da Mario Porcaro e benvenuti all'atto finale degli spareggi nazionali tra Real Normanna e Modica. L'arbitro dà il via, è iniziata Real Normanna-Modica con il pallone tra i piedi di Pontette che va a spostare con Incatasciato che va sul secondo palo a cercare Cacciola, lo spinge Sieno con esperienza e la palla tra le braccia di Merola che fa sulla sfera e subito cerca di ripartire però i tre centrocampisti che dialogano tra di loro. Chiamato in causa anche Esposito che gioca con il numero 11 che cerca la palla in profondità dalla Caso Naturale che di testa prova a subire il portiere. È la prima occasione da gol sulla testa di Caso Naturale, ma la palla è uscita di pochissimo. Rossi con lui, la palla a Caso Naturale che cerca di mettere in moto la velocità di Orefice in area di rigore. Orefice il contatto, lamenta il contatto con la mano, non c'è niente secondo l'arbitro, la palla al centro verso Esposito, allontana la difesa, poi Caso Naturale cerca la conclusione, la palla quasi diventa buona per Esposito ed esce in calcio d'angolo, non secondo l'arbitro. Esposito che ha un po' di spazio, può impuntare Esposito, il Ninja si mette in proprio, steso da Messina, calcio di punizione, anzi si trattava di Francofonte, da uno schema con la mano Esposito che parte con il destro. Esposito! Il Ninja! Ha fatto gol il Ninja! Si toglie la maglia e festeggia 1-0 Real Normanna, tutto da rifare, computo totale 3-3, ha segnato Esposito, una magia del Ninja! Con la Sharingan ipnotico Esposito, come Itachi in Naruto, sorprende il portiere e buca la porta, facendo 1-0 per la Real Normanna, facendo il gol che mette tutto in parità ed andando a esultare sotto il pubblico aversano, giunto in massa e premiato dalla giocata, l'ennesima della stagione. Di Girolamo allarga verso Sieno. Non arriva l'avversario sulla palla, allora Sieno cerca sul secondo palo Caso Naturale che di prima intenzione va col sinistro e va vicinissimo al 2-0 sulla grande giocata di Sieno. Parte De Rosa, la palla che passa, allontana Pontet, completa il disimpegno, anzi no perché bravo Aracri a metterla giù, Aracri cerca il tiro, Aracri! E la palla che esce di pochissimo, che giocata di Aracri! E si ripete Real Normanna con la palla tra i piedi che cerca di stupire la difesa avversaria, forse ci può riuscire qui con Sieno in area di rigore che difende la palla al centro che passa lungo tutta l'area di rigore. Marzano, poi la palla al centro dove De Rosa si gira sul sinistro, piroetta, poi palla sul secondo palo verso Esposito in area di rigore, Esposito, la traversa del Ninja, ma tutto fermo, ancora una volta posizione irregolare del vantaggio momentaneo della Real Normanna. Ci riprova De Rosa con la palla che però questa volta è lenta. Cacciolla va sul primo palo, palla bassa, allontana Alfano, male però, allora il pallone che resta lì, buttato però, profondità dove si muove Orefice, buca l'intervento Messino, Orefice fa fuori l'avversario in area di rigore, Orefice ragazzo d'oro con l'esterno, per nessuno però della partita. Aracri, Marzano, pensa al tiro, va Marzano da lontano, la parata, la palla che resta lì con Orefice che però è in posizione irregolare e con le mani prima di lanciare verso Arken che di prima intenzione gira verso Idoiaga che provano ad andare via, Cassandro ed Alfano, riesce nella giocata Idoiaga in area di rigore, Idoiaga che cerca la conclusione col sinistro, la palla che esce, ma che adesso può condurre la palla sul primo palo, Caso Naturale sbaglia il primo controllo, lo aiuta l'arbitro e poi Caso Naturale cerca il sinistro e va vicinissimo al gol del 2-0. Ci ha provato Cecchetto, protesta la formazione ospite Normanna, già in attacco con De Rosa che spinge con l'aiuto di Esposito che cambia lato verso Caso Naturale che la mette giù con una giocata incredibile, poi arriva Orefice e ha cercato di stupire il portiere cercando di coglierlo impreparato e sbaglia però. Numero che riesce su Messina, Esposito porta palla in area di rigore, Orefice si gira, Orefice viene atterrato, non c'è nulla secondo il direttore di gara, insiste la Real Normanna con Aracri che gioca da Sieno, cerca la sventagliata dal lato opposto a cercare il movimento di De Rosa che è in posizione regolare, bandierina giù, allora De Rosa può servire Esposito che ha un po' di spazio, Esposito la mette al centro verso Caso Naturale, di testa Caso Naturale! Caso Naturale! Caso Naturale! La Real Normanna in vantaggio, ha segnato Cecchetto, ha segnato
Cecchetto, 2-0 Real Normanna, la Real Normanna è avanti, la Real Normanna in questo momento è in Serie D. Gioco già ripreso con Francofonte che riesce nella giocata, va in area di rigore, Francofonte col sinistro, Merola la mette ancora una volta in angolo, Merola. Perato riesce a fermare la mazzata di Esposito, poi palla sul lato sinistro con Cacciolla che si ferma, la agguanta, la mette col destro, la palla che passa, Viegas di testa, alta, fuori. Detta lo schema il numero 4 che parte e va a battere la palla sul primo pallo con Viegas e Merola ci mette la firma anche lui. Solo Palmisano all'indietro, poi tutti in area di rigore della Real Normanna con la palla che passa, Arquette che prolunga, Viegas di testa, la lascia lì per Rossi, la traversa e poi Viegas il palo e di Girolamo allontana. Cos'è successo? Cos'è successo? Insiste il Modica con Viegas, ultima occasione per il Modica, l'ultima della partita, l'ultima della stagione con Cacciolla che cerca il sinistro e Merola in 2 tempi a fare sua la sfera. E l'arbitro dice che basta così, la Real Normanna è in Serie D, Aversa ce l'ha fatta, Aversa è in Serie D, dall'incubo al sogno, la Real Normanna ha fatto l'impresa ed esulta Bisceglia, esulta tutta Aversa, la Real Normanna ce l'ha fatta in campo e anche per chi l'ha vista perché sarà anche solo eccellenza, ma questi ragazzi hanno dato tantissimo, tante emozioni, lo dimostrano le 4.000 persone, lo dimostra la forza di un avversario oggi battuto, con cui c'è stata tensione dovuta all'importanza della partita. Il Modica è fortissimo, la Real Normanna lo è stato di più, la Rossanese era fortissima, la Real Normanna lo è stato di più, il Real Forio era fortissimo, la Real Normanna lo è stato di più, il Nole era fortissimo e la Real Normanna lo è stato di più. La Real Normanna ha combattuto con tutto ciò che aveva per raggiungere un'impresa storica.